Volley Piave, ovvero grandi eventi e super lavoro nel giovanile femminile. Ci troviamo nel quartiere del Piave, fra Farra, Pieve e Sernaglia. Volley Piave è una grossa realtà, diciamo a livello così provinciale. Noi abbracciamo 3 comuni, Pieve di Soligo, Sernaglia e Farra di Soligo. In questi 3 comuni abbiamo oltre 200 ragazze ogni anno che si allenano nelle varie categorie. La Volley Piave ha organizzato in apertura di stagione un torneo giovanile di livello internazionale, al quale hanno partecipato Trento, Bassano, Conegliano, Porpetto e Codogné, assieme alle formazioni austriache del Mils e del Nisbruck e da quella svizzera dello Zurigo. Memoria Enrico De Faveri l'abbiamo fatto a livello internazionale per la prima volta, coinvolgendo delle compagini appunto straniere. Questo grazie anche all'esperienza che abbiamo avuto noi nel corso di questi anni. Abbiamo partecipato con le nostre squadre a tornei di Innsbruck e anche altri a Cesenati, ma anche altri tornei all'estero, e abbiamo visto che questo confrontarci con realtà diverse dalle nostre, con anche usi e costumi, anche maniere di allenarsi, maniere di incitarsi con paesi stranieri, è un crescere anche per le nostre ragazze. Il torneo, organizzato in memoria di Enrico De Faveri, è stato un importantissimo appuntamento per le giovani atlete della Volley Piave. Noi l'abbiamo vissuto molto bene e in più il nostro ricordo andava al vecchio allenatore Enrico, quindi la gioia era ancora più bella per giocare nel modo migliore. Enrico De Faveri era una figura storica per la pallavolo del quartiere del Piave ed in particolare per la Volley Piave. Enrico De Faveri era un allenatore che si è dedicato per tantissimi anni alla nostra società, sia dal punto di vista mini volley fino alle prime squadre, diciamo. Un allenatore che per tantissimo anno ha dato il suo contributo, ha vissuto moltissimo per il pallavolo e ci ha creduto moltissimo. Ex giocatore anche lui di volley, esperienza notevole, e quindi diciamo, abbiamo deciso di fare questo contributo, diciamo, questo memorial di Enrico De Faveri proprio grazie al contributo che lui ha dedicato alla pallavolo. Alla Volley Piave ogni iniziativa che serve a crescere le giovanissime è ben accetta, come ci conferma una giocatrice della seconda divisione. Questa è la più bella di quest'anno, preparata bene, organizzata bene, poi insomma puntano tanto sul settore giovanile, quindi questo è importante soprattutto per noi che insomma in prima squadra aspettiamo i nuovi arrivi. Il risultato finale del Memorial De Faveri ha premiato l'Olimpia Porpetto. Questo è il commento dell'allenatrice. Il livello è ottimo, dalle nostre parti raramente riusciamo ad avere incontri di questa portata e quindi ci fa piacere essere riusciti a portare a casa il risultato. Le atlete del Porpetto sottolineano la grande valenza del torneo e il primo posto giunto in maniera un po' inaspettata. Anche se il primo set è andato un po' così, alla fine abbiamo dimostrato che noi possiamo vincere e abbiamo vinto contro una squadra con cui non ce l'aspettavamo e siamo state brave. Seconda classificata la Globus Team, giovanile della Serie A della Spes Conegliano. Non potevamo farci scappare un'occasione come questa. Penso che sia forse, credo, senza sbagliare, la manifestazione giovanile della provincia più importante. Abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con squadre anche straniere, quindi ci sono 3 nazioni coinvolte, 3 regioni. Nell'organizzazione abbiamo visto che c'era anche proprio una particolare attenzione di tutto lo staff del Volley Piave, a cui faccio veramente i complimenti, ha coinvolto più paesi. Noi che siamo la Spes non potevamo certamente mancare a un'organizzazione di questo genere in loco. Giovanni Piaser, presidente del comitato provinciale della Marca, elogia il lavoro della Volley Piave tanto nel giovanile quanto nell'organizzazione del torneo internazionale. Il Volley Piave così ha messo in piedi una manifestazione di tipo internazionale femminile che credo è partita bene, ma credo anche che migliorerà negli anni. Sicuramente noi come comitato gli saremo vicini come lo siamo stati in questa occasione. L'anno prossimo vedremo anche di fare qualcosa assieme per renderla sempre più ricca e più interessante. Molto curiosa è la modalità con la quale alcune squadre sono state invitate al torneo, perfettamente in linea con la titolazione Torneo dell'Amicizia Memorial De Faveri. È stata una cosa simpaticissima perché abbiamo giocato quest'estate il beach volley di Bibione e ci siamo trovati prima nella fase eliminatoria e poi nella partita finale con le ragazze del Piave. È nata subito un'amicizia, abbiamo vinto una partita tiratissima e loro ci hanno subito invitato, noi abbiamo accettato con grande entusiasmo perché ci sembrava proprio una bella occasione. Alla premiazione non potevano mancare i rappresentanti delle amministrazioni comunali e della provincia di Treviso. Per l'assessore allo sport di Farra di Soligo
Ecco qual è la vincitrice morale del torneo. È stata innanzitutto la Volley Piave con un'organizzazione sicuramente degna di una grande società. A premiare le squadre partecipanti c'era anche il sindaco di Sernaglia, Sonia Fregolenti. Direi che siamo molto orgogliosi di essere stati coprotagonisti di questa importante esperienza. La prima, speriamo ce ne siano altre. L'amministrazione comunale è sempre favorevole a tutte le iniziative che siano rivolte ai giovani e che facciano sì che i giovani crescano nello sport. Ed infine è la provincia di Treviso, per voce del consigliere Frezza, a complimentarsi per il grande lavoro sociale imbastito dalla Volley Piave. Il vantaggio e la volontà di questa provincia è anche di far crescere nei ragazzi la cultura dello sport, la cultura che qualsiasi sacrificio bisogna fare per avere anche un risultato piccolo, anche solo partecipare comporta avere del sacrificio, del lavoro, però con questo sistema avremo gli sportivi migliori del domani e anche i cittadini migliori, quindi un grazie a chi organizza queste cose e un grazie a chi lavora in questo ambiente. Testimonial della manifestazione è stata Marica Serafini, l'atleta trevigiana di Serie A, che ha premiato le vincitrici. È un torneo veramente organizzato nei migliori dei modi e non me l'aspettavo sinceramente quando sono arrivata, invece ho trovato un'organizzazione speciale e parlando con anche delle persone del pubblico ho notato molto entusiasmo e quindi diciamo che è proprio un torneo di Serie A. Archiviato il Memorial De Faveri, il lavoro della Volley Piave prosegue con l'immensa mole giovanile. Sentiamo quante squadre schiera quest'anno la società trevigiana, fondata nel 1975 e stabilizzatasi nei 3 comuni di riferimento dal 1990. Stiamo lavorando con squadre giovanili, abbiamo 3 under 18, 2 under 16, 2 under 14, 2 under 13, 1 under 12, 3 gruppi di mini volley, quindi è un bel lavoro impegnativo che però ci dà soddisfazione a tutti quelli che sono coinvolti, consiglio, dirigenti, segnapunti, mamme e papà. La prima squadra della Volley Piave è una seconda divisione che punta dritta dritta alla promozione in prima. Poi c'è un'altra seconda divisione formata da atlete giovanissime, come ci spiega il loro tecnico Fusato. Le speranze della società sono di essere promossi in prima divisione con la prima squadra perlomeno, con la mia squadra di fare il meglio possibile e di far crescere le ragazze perché in un futuro possano giocare nella prima squadra della società, insomma. In bocca al lupo dunque al Volley Piave. E per il futuro cosa possiamo aspettarci dal Memorial De Faveri? Il progetto del prossimo anno è sicuramente ripeterlo, obiettivo anche di allargare ancora di più a realtà straniere. Diciamo che quelli che hanno partecipato ci hanno più volte chiesto di richiamarle e penso che sicuramente li richiameremo allargando appunto ad altre società ancora.